Bene, dopo questo brevissimo spot torniamo a collegarci in diretta con il campo ostacoli di Piazza di Siena, 61esima edizione del concorso ippico internazionale romano. Si sta disputando il premio Pincio, categoria a due fasi. Riepilogo la situazione: soltanto 3 binomi hanno completato senza errori le due fasi. Si tratta di Kurt Gravemeyer, che conduce la classifica provvisoria per corso netto in sella VUM 66,02. Al secondo posto il belga Jean-Claude Vangenberg su Osta Carpet Queen 67,24, e poi Emilio Puricelli su Dunia, percorso netto, doppio percorso netto 79,69. Da battere il 66,02 di Kurt Gravemeyer. Ci sta provando per gli Stati Uniti Mark Leone in sella a Crown Royal Ramira. Mark Leone è nato nel 62, vive nel New Jersey, si è laureato in scienze politiche, ha già vinto 6 Gran Premi internazionali: Quebec, New York, Chicago, Toronto, Rosemont, Goodyear, e all'esordio nel concorso ippico romano. Percorso netto in 68,88 per Mark Leone. Al tempo di 68,88 si inserisce al terzo posto. E dunque è terzo Mark Leone e fa scivolare Emilio Puricelli al quarto posto. 79,69 per Puricelli. Intanto vediamo anche il replay per Mark Leone e Crown Royal Ramira. 68,88. Meglio di lui hanno fatto Kurt Gravemeyer e Jean-Claude Vangenberg. Helena Weiner per la Germania su Lamborghini numero 118. Per la Germania Helena Weinberg su Lamborghini. È nata nel 63 in Inghilterra, per 6 volte ha difeso la squadra inglese. Nell'85 si è sposata con Peter Weinberg e ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Nell'88 ha vinto addirittura il Gran Premio Roma in sella a Just Malone, un cavallo che gli appassionati ricorderanno molto bene. Per 2 volte ha vinto il campionato nazionale tedesco. Helena Weinberg, dotata di grande grinta, e vincere un titolo in Germania non è cosa facile. Attesa dal largo, ora il verticale su fosso, il passaggio di sentiero, qualche difficoltà a contenere l'ardore di Lamborghini. C'è stato un rifiuto, 3 penalità nel tempo di 71,54. Peccato, comunque un percorso più che apprezzabile quello di Helena Weinberg. Dopo l'amazzone tedesca, un cavaliere svizzero, Philippe Gerda, in sella a Cornado C. Stupenda questa inquadratura ravvicinata che ci mostra il profilo di Lamborghini.
inquadratura che ci viene dal nostro cameraman sul dolly. Per la Svizzera, Philippe Gerda. Ed eccolo, lo svizzero Philippe Gerda. Ha 31 anni e da quasi 20 è uno dei migliori cavalieri svizzeri. Ha vinto la prova di potenza qui a Roma nel 77 e nell'87 con la squadra rossocrociata ha vinto la Coppa delle Nazioni. A Dinard, medaglia d'argento a squadre nell'ambito dei campionati europei. Philippe Gerda. Caratteristico il mantello di Cornado C. Un sauro tendente quasi al roano. Si volta a guardare se ha commesso errore al passaggio di sentiero numero 5. Philippe Gerda, così non è, può continuare liberamente e va ad affrontare il cancello romano. Ora l'Oxer. Comincia la seconda fase. Ancora un brivido sul largo. Un rallentamento inopportuno, bisogna battere il 66,02 di Kurt Gravemeyer se si vuole vincere. Il tempo è già stato superato abbondantemente dal binomio svizzero, che comunque non ha commesso errori. Percorso netto in 86,55. 86,55 significa quinto posto parziale. Andiamo a vedere quanti sono fino a questo momento i doppi netti. Quello di Jean-Claude Vangenberg su Osta Carpex Queen, ci dà una mano anche la grafica, sempre puntuale. Poi Kurt Gravemeyer che è in testa in sella VUM per la Germania, quindi Emilio Poricelli, Dunia, un altro percorso netto. Però in terza posizione c'è Marc Leone per gli Stati Uniti, Crown Royal Ramira. Poi abbiamo visto Philippe Gerda con Cornado C. 5 binomi alla conclusione del premio Pincio. Per il Brasile, Luis Felipe de Acevedo su Pegasus Ebel Purina. Luis Felipe de Acevedo è nato nell'agosto del 53 a Rio de Janeiro, 3 volte campione del Brasile, 74, 77 e 85. Nel 91 ha vinto a San Paolo i giochi panamericani con la squadra, sesto a livello individuale. Per quanto riguarda le sue prestazioni in Europa, il miglior piazzamento è stato il quarto posto nel Gran Premio di Lucerna nell'86. Assente quest'anno il cavaliere brasiliano più famoso, Nelson Pessoa. C'è una piccola tragedia per Luis Felipe de Acevedo, che quest'anno ha portato con sé anche il figlio, che sembra avviato a una brillante carriera. Dicevo di Nelson Pessoa, sono molti gli appassionati, soprattutto le appassionate, che chiaramente non gradiranno il forfait dell'asso brasiliano. Un cavaliere esemplare, un personaggio estremamente simpatico.
7 le penalità intanto per Luis Felipe de Acevedo, 4 per un abbattimento, 3 per un rifiuto, tagliato fuori dalla lotta per i migliori piazzamenti. Conclude con 7 penalità nel tempo di 62,50. Tra l'altro il team brasiliano si è aggiunto all'ultimo momento. Originariamente erano 9 le squadre presenti ufficialmente qui a Roma, poi sono diventate 10 e Roberto Gambuti ci ripropone la fase più delicata del percorso, deve ricorrere a tutte le sue doti di equilibrio Luis Felipe de Acevedo per rimanere in sella. Adesso per il Belgio Ludo Philippert su Aptebeur Fidelgo, cavaliere nato nel 1963, vive a Genk dove dirige una scuderia e un allevamento che fa capo ad Arco, il suo cavallo di punta. È stato allievo di Emil Hendricks e di George Morris. Nell'88 ha vinto a Londra il Gran Premio di Coppa del Mondo, nell'89 si è aggiudicato il campionato nazionale proprio in sella ad Arco. In questo cavallo ha partecipato ai Giochi Olimpici di Barcellona, 7° posto individuale. Nella circostanza monta Optibeurs Fidelgo, un cavallo intero dal mantello Sauro di 11 anni. Il primo errore per Fidelgo e per Ludo Philippert. Non possono accedere alla seconda fase. 4 penalità nella prima, con un tempo di 45,48. Dunque gli unici binomi che possono insidiare il successo di Kurt Gravemeyer, tedesco in sella a WUM, sono italiani. Si tratta di Stefano Cesaretto con Louis XIV, di Luciano Campagnaro su Yokohama Emily, di Guido Dominici in sella a Match Ball. Dunque o Italia o Germania sul gradino più alto del podio nel premio Pincio. Naturalmente tifiamo per i Cavalieri Azzurri, però sarà difficilissimo battere il tempo di Kurt Gravemeyer, che ha letteralmente volato percorso netto, doppio percorso netto in 66,02. Ci prova Stefano Cesaretto, Louis XIV, cavallo che monta in questa occasione. È un castrone baio di 14 anni di origine tedesca. Cesaretto è nato a Brescia nel 64, campione italiano Young Riders nell'84 e nell'85. Nell'86 ha vinto a Barcellona la Coppa della Regina. Ha viaggiato molto quest'inverno per migliorare il proprio rendimento. Stefano Cesaretto in sella a Louis XIV. Già il primo errore per il binomio azzurro, che dunque non può proseguire per la seconda fase. C'è una classifica. Conclude il suo percorso Cesaretto, 4 penalità nella prima fase col tempo di 51,74. Ora toccherà a Luciano Campagnaro su Yokohama Emily. Sempre per l'Italia, Luciano Campagnaro su Yokohama
Campagnaro è nato a Bassano del Grappa nel 1956, figlio di un commerciante di cavalli. Si è formato alla scuola di Salvatore Oppes, esordio nel Xio Romano nel 1990. Yokohama Emily è una femmina da mantello baio di 12 anni di origine belga. Molto ardente, infatti con un po' troppa animosità è arrivata sull'ostacolo numero 7, superato comunque, via libera per la seconda fase. È abbastanza veloce Campagnaro, viene incitato dai suoi amici e colleghi ai bordi del campo, sta rischiando moltissimo, infatti c'è un intervento da parte del cavaliere in prossimità della gabbia, superata benissimo, e il tempo scorre veloce. C'è purtroppo errore all'ultimo ostacolo, al passaggio di sentiero conclusivo, 4 penalità in 70.01, comunque tanti applausi per Luciano Campagnaro. Fatale l'ultimo ostacolo per Emily e Luciano Campagnaro. Ora l'ultimo binomio in campo, qui vediamo il superamento della gabbia da parte di Emily. L'ultimo binomio in campo, vi dicevo, si tratta di Guido Dominici e Match Ball per l'Italia. L'augurio è che Dominici abbia proprio sulla racchetta il Match Ball per vincere il set Legacy Premio Pincio contro il leader provvisorio della classifica Kurt Gravemeyer, tedesco, in sella VUM. 66.02 il tempo da battere. Match Ball, cavallo molto caro a Muti. È un castrone grigio di 12 anni di origine olandese. Dominici è nato a Carmagnola in provincia di Torino nel 1958, molti anni all'estero proprio presso le scuderie di Nelson Pessoa di cui parlavamo in precedenza. Dominici fa parte dei 5 cavalieri selezionati da Henk Noren per far parte dell'equipe di Coppa proprio con questo cavallo. Gli altri sono Puricelli, Sozzi, Bologni e Baroni. Da battere, lo ricordo, 66.02 di Kurt Gravemeyer. Ultima possibilità per Guido Dominici e Match Ball. Parte iniziale del percorso in 30 secondi, siamo un po' sotto la tabella di marcia, deve accelerare Dominici, sempre che abbia intenzione di spingere al massimo in questa giornata d'apertura. Match Ball è atteso naturalmente da impegni importanti, soprattutto giovedì e probabilmente sabato. C'è errore, dunque 4 penalità per Guido Dominici e vittoria nel premio Pincio per Kurt Gravemeyer, Germania. Questo è l'ultimo concorrente di questa categoria a 2 fasi. Seguiamo ancora l'epilogo del percorso di Guido Dominici e Match Ball. Vicino alla nostra postazione Henk Noren sta osservando attentamente la prestazione del cavaliere italiano, che conclude con 4 penalità nel tempo di 82.27. Adesso siamo pronti per darvi la classifica definitiva, non è ancora ufficiale, naturalmente attendiamo anche l'ausilio della grafica. Comunque in prima posizione Kurt Gravemeyer, Germania, in sella a VUM, doppio netto in 66.02. Al secondo posto per il Belgio Jean-Claude Vangenberg su Ostak Carpet Queen, doppio netto 67.24. In terza posizione
Per gli Stati Uniti Mark Leone su Crown Royal Ramira, doppio netto 68 e 88. Ancora un quarto posto per Emilio Puricelli e la FIDA Dunia, doppio netto in 74 e 69. Dunque uno dei cavalieri più in forma dell'equipe azzurra è senz'altro Emilio Puricelli, che ha ottenuto un quarto posto nel premio delle Azalee in sella a Pasha du Madon, e con Dunia, sua cavalla di punta, che ha ripetuto al quarto posto nel premio Pincio. Ora il rituale della premiazione dopo la prima giornata di gare nell'ambito della 61esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Una vittoria francese con Hervé Godignon nel premio delle Azalee, la risposta degli inglesi, l'1-2 con Nick Skelton su Dollar Girl a precedere John Whittaker, Everest Gammon, terzo posto per Guido Dominici su Home Guard. E poi abbiamo visto, si è appena concluso il premio Pincio con una vittoria tedesca da parte di Kurt Gravemeyer. Naturalmente è presto per trarre delle indicazioni definitive, comunque gli stranieri si sono spartiti le vittorie nelle prime 3 gare a disposizione, un francese, un inglese, un tedesco. E certamente, se da un punto di vista riguardante la spettacolarità questo fa piacere agli appassionati, dall'altra preoccupa perché significa che le equipe che parteciperanno sabato alla Coppa delle Nazioni abbinata alla Lotteria Nazionale sono in forma, sono squadre stimate di grande spessore, e dunque il primo impatto della squadra di Hank Noren, squadra azzurra con l'equitazione che conta sul nostro terreno, sarà dei più difficili. Ci auguriamo naturalmente che l'Italia possa ben figurare in Coppa. Vi ricordo che la nostra formazione si è classificata al terzo posto lo scorso anno. Sarebbe eccellente ripetere quel risultato nella giornata di sabato. Siamo in attesa di accogliere l'ingresso in campo dei premiati. Al primo posto Kurt Gravemeyer per la Germania, in seconda posizione Jean-Claude Vankenberg per il Belgio, e poi per gli Stati Uniti Mark Leone. Dunque quello che si diceva in precedenza era un tantino ottimistico, avevamo parlato di una squadra statunitense di Serie B. Vincitore per la Germania, se si può dire a cuor leggero che i tempi di Joe Fargis e di altri campioni americani come lui sono passati. Secondo me bisognerà guardarsi anche dalla squadra americana, che ha varcato l'oceano certamente per fare bella figura anche in questa Coppa romana. Abbiamo ancora 3 minuti e mezzo a disposizione. Intanto vi ricordo che l'appuntamento televisivo per la seconda giornata è previsto domani, sempre intorno alle 16 su questa stessa rete su Rai 1. Domani, secondo giorno, è in programma il premio Viminale, una categoria barrage, il premio Campidoglio, categoria libera scelta del percorso, il premio Parmalat, categoria a tempo. Vediamo la coppa che spetta al vincitore del premio Pincio. Andrà a rendere più pingue la bacheca di Kurt Gravemeyer, cavaliere tedesco che si è imposto. Kurt Gravemeyer ha 36 anni, vi ho detto in precedenza che si è qualificato 2 volte per la finale di Coppa del Mondo, nell'86 e nel 90. È sposato, ha 3 figli,
vince spesso e volentieri nell'ultimo periodo. Attualmente vive a Münster-Fulbeck. Inquadratura per Wum e Kurt Gravemeyer, vincitori del premio Pincio. Siamo quasi in chiusura di collegamento. Vorrei dare un'occhiata ancora al comportamento degli italiani nel giorno inaugurale del concorso ippico internazionale romano. Nel premio delle Azzalee il migliore è stato Emilio Puricelli, quarto con Pascià di Madon, però a ridosso abbiamo Loris Pugliatti, quinto, e Valerio Sozzi al sesto. Poi nel premio Comune di Roma assessorato allo sport vinto da Nick Skelton, un terzo posto di Guido Dominici. Da sottolineare anche nel premio Comune di Roma la buona prestazione da parte di